Buonasera a tutti e bentornati a Novis. Il Friuli Venezia Giulia è una delle due regioni, adunque Lombardia e con le province autonome di Bolzano, che si è classificata a risi moderati queste settimane. Alle cieca salte fuori dal stampone, dal monitoramento settimanale che è stato mandato fuori a Buinore per l'esame delle cabine di regie, che esatris di Gevot regioni e province autonome saresti a risi basse. Le settimane passate, invece, le regioni a risi moderate, ieri 17. Intanto, in Friuli Venezia Giulia sono un totale di 4.660 tampons molecolari, se sono stati chiatati 152 infettati news di Chestie, sì, sono migranti in spiete di asilo dalla zona di Trieste. La percentuale di positività è dal 3,26%, con di più sono 3.941 i test svelzi antigenici fatti, di due che sono saltati fuori 12 casi. 0,30%. In zona di UE non si registra nessun morto, arresti in 12, le persone ricoverate in terapie intensive sono 47 che ricoverati in ospedale tra i tre reparti. Per quel che riguarda il sistema sanitario regionale, non è saltata fuori nessuna positività tra il personale. Tra gli schiasis di ricovero per anziani si registra in 2 operatori infettati, un di Udine, un a Trieste, ma non sono stati segnalati casi di positivi tra gli ospiti. La Giunta regionale ha presentato intanto le iniziative metodi in vore per garantire di tornare a attaccare in sicurezza la scuola ai 16 di settembre. E entre le misure più importanti sono i servizi extra di trasporto pubblico, tampons salivars e arriveranno anche fondi per il personale. La pandemia ha obbligato più di miei famiglie dal Friuli Venezia Giulia a cambiare stile di consumo, con manco stracciarise e cesce, rinunciando a comprare qualche bene o servizi e l'antaceri di più gli offerti e le promozioni, cambiando i ponzi di acquisto e comprando di più in linea. Alle cieca salte fuori dal Libri Blanc la ricerca promovuta di Federconsumatori e di Adiconsum e finanziate da Regione, realizzate con la collaborazione des dos universitats regionali e SVG di Trieste, che ha chiappato dentro i passi 600 famiglie dal Friuli Venezia Giulia. Per ciò che riguarda il sparagno, i cantini di spese più tocchiati sono ristorazione, vestiari, culture e tempo libero. Alla Cirute di Copala, ex compagne, Curti Chandle, con tune gruesse lame che appare su in cucina e ame tutti gli smansi intorno al quel cirin di schiaffoiale. Il fatto di Sanca, le di domenica passate, alle succeduta a Gurizze, indula che un giovane di 23 anni di nazionalità libiche, già conosciute e irregolari in Italia, alle finite in Manettis. Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri, dal nucleo investigativo, dal comando di Gurizze. La femmina, residente in te capitale dall'Usince, è stata portata al pronto soccorso, che è stata curata per feriti di talismani e per una distorsione al quelle. È arrivata a schiampare dopo essere state aggredite dal compagno. Le cause del tentativo di omicidio è state le fine della loro storia d'amore, una situazione che il giovane non aveva accettato. Sequestrati il curtisciat di cucine e qualche vestito sporco di sangue. Il GIP l'ha confermato l'arresto e l'ha disponuta la misura cautelare in prigione a Udine. Aveva trasformato un Alfa Romeo 156 in una gazzelle dai Carabinieri, scontando iscritti dal 112, simbolo dal nucleo radiomobile. Uomo e femmine, residenza a Vienna, sono stati fermati da pattuglie, che queste volte vere, dai militari delle armi e delle compagnie di Tarvis, che sono stati reclamati delle livree strane di che vetture. Il miec, dal simile alle macchine dei Carabinieri, è stato messo sotto sequestri. Alvarez potuto ingannare, se no altri confondi gli utenti delle strade e i cittadini. Le cubie austriache sono state denunciate per possesso di segni distintivi alterati.
Lis venditis tal forest des impresis dal Friul Vignesi Giulie dal primo semestre dal 2021 un totale di 8 miliardi di euro hanno avuto una forte in crescita rispetto a questi periodi dall'anno passato, più 27%, quasi 2 miliardi di euro di più. Lo fa sapere il ricercatore di Ires Friul Vignesi Giulie, Alessandro Russo, che l'ha elaborato i dati Istat. A livello nazionale la variazione è stata dal più 24,2% su base annuale, la in crescita è stata un evore più importante per tutte le regioni, con le uniche eccezioni delle Ligurie. In tal nord-est si vede una crescita simile a che nazionale, con un più 24,6%. Queste ande positive sono conseguenze dal livelli bassi che erano stati registrati in tal secondo semestre del 2020, chiamati da conseguenze negative dal Covid. In Friuli Vignesi Giulie, per esempio, in tal secondo mese di quest'anno, l'export al valeva in tutte 4,2 miliardi di euro, quindi i 2,7 dal stesso periodo dall'anno passato. La Giunta regionale, su proposte dall'assessore alle attività produttive e turismo dal Friuli Vignesi Giulie, ha nominato Antonio Bravo, direttore generale di Promoturismo FVG. La incarica durerà 2 anni. Bravo, classe 1966, alle laureati in Scienze Economiche e Banchiaris, dirigente regionale da 2006, al momento alle vice direttore centrale di direzione attività produttive e turismo. Lascerà queste incariche appena che attaccherà il New Friuli. Dentro di Science a Udin, le emissioni di anidride carbonica saranno a sbassarsi dal 40%, come che la provveduto il progetto europeo firmato anche da Capital Furlane in tal 2016. Lo ha stabilito e con una delibere l'assessore all'ambiente Silvana Olivotto. Sono 1200 i laureati a distanza via per emergenze Covid che hanno già dato la loro adesione a iniziative dell'Università del Friuli che ha provveduto di immaneare una grande cerimonia al Vierte per celebrarlo. Si svolgerà finta domenica in Capital Furlane le rassegne enogastronomiche Friul Doc. Tra i diversi eventi proponuti, la Fondazione Campagna Amica ha pensato a un speciale dedicato al ueli extravergini di olive. Non sconte tutte la responsabile per col diretti dal Friuli Vignesi Giulie, Vanessa Orlando. Una degustazione guidata di oli extravergine di oliva perché i consumatori si imparino a scegliere se vuoi comprare e metti sulla tavola o abbinare ai plus che hanno cucinato, perché come tanti alimenti, come il vino, come i vari prodotti, anche l'ueli ha le caratteristiche differenti per origine delle olive o anche per modo di produzione e quindi la degustazione guidata a surf aiuta le persone che hanno curiosità a consumare un ueli di qualità e anche distingui quando è un ueli buono di un mancul buono o semplicemente il perché dopo un culpes piuttosto che un culacchiar. C'è presentai a Friuli Doc? A Friuli Doc si impresins con appuntamenti di approfondimento appunto per dare valore al prodotto agricolo locale e ai mercati di Campagna Amica dove la INTA viene a fare la spese e a mettere sulla tavola il cibo locale ma anche a scambiare le parole con noi o con i nostri produttori per capire il valore della produzione locale e appunto sostegni l'agroalimentare dal Friuli Venezia Giulia. I mercati di Campagna Amica io conosco in ducchio e la nostra funzione è di offrire il prodotto di qualità ma anche di raccontarlo e spiegarci che è sul nostro territorio di buon. Vote giornate di inquintris, libris, teatri, cine, musiche, 3 mostris da dalla formula e dall'approfondimento che al Rint dedica un festival unico in tal panorama des rassegnis letteraris e è in programma dai 16 ai 23 di ottobre a Pordenone la 27ª edizione del festival che alvioderà prime 16 anteprimis in 12 comuns. E anche perché stasera alle dute, Gnovis al torne, l'unis e snuf manculum quart sozzere. Arriviodisi.
Thank you.